Venice. Ah, Yes. the city. Yes, the city. Da dove arrivate? La Svizzera, Dove siete diretti? come si chiama? Treviso, Jesolo. A Porto Santa Margherita. Siamo attrezzati, gel, mascherine, tutto. Chi a Venezia, chi verso le località del litorale, chi per qualche giorno sulle Dolomiti, tutti con mascherina a portata di mano. Si avvia così il primo weekend di esodo per i vacanzieri nell'anno del Covid. Traffico sostenuto nella prima mattinata di partenze, da bollino rosso rilevato dall'occhio del grande fratello stradale nelle tratte gestite da concessioni autostradali venete. Fisiologici rallentamenti tra Padova Est e il bivio di Arino, un calo di veicoli transitati quasi del 9% rispetto allo stesso weekend del 2019, quello rilevato in direzione Trieste, ma dati incoraggianti se letti rispetto alla tendenza dell'ultimo periodo in cui si tocca un meno 12-15%, mentre è considerevole la differenza in direzione Milano, circa il 21% di auto in meno, a riprova che mancano all'appello i rientri, ciò vale a dire che poche ferie sono state consumate, mentre in barriera a Mestre in A57 i volumi si allineano agli anni precedenti. Segno forse che il turismo a lungo raggio riparta con cautela, mentre gli spostamenti di vacanzieri pendolari fanno sentire il loro peso. Sembra che ci sia oggi ad esempio un grande movimento verso le spiagge locali, quindi Jesolo e tutte le altre vicine. Naturalmente abbiamo ritenuto di mantenere esattamente lo stesso tipo di piano esodo che utilizzavamo negli altri anni, potenziandolo addirittura per alcuni aspetti, come ad esempio quello della comunicazione all'utenza. La buona notizia per i viaggiatori, però, nonostante le incognite di quest'estate così particolare, è che in questa tratta non sono previsti weekend da bollino nero, un anno ballerino imprevedibile in cui però, al pari degli anni scorsi, si potenzia il personale in strada per far fronte a segnalazioni, soccorsi, emergenze e non si trascura la comunicazione nei confronti degli utenti alla guida, con l'app Infoviaggiando, pannelli e informazioni in tempo reale in radio sul sito www.cavspa.it.